2020 ha avuto un certo successo un libro scritto da Chiara Valerio intitolato La matematica e politica, dove sostiene fondamentalmente questa tesi che democrazia e matematica, come scrive lei, da un punto di vista politico si somigliano. Come tutti i processi creativi, non sopportano di non cambiare mai, dando appunto alla matematica una valenza molto più ampia, regolativa addirittura dei processi democratici. Il giovane Gramsci, scrivendo un articolo per l'Avanti del 25 luglio del 1918, invece scrive questo. In realtà non si occupa tanto dei rapporti fra matematica e democrazia, quanto piuttosto dei rapporti fra matematica e storia, ma essendo la storia, per così dire, la descrizione della politica nel corso del tempo, è utile riflettere e mettere a confronto le due tesi. Scrive Gramsci: la storia non è un calcolo matematico, non esiste in essa un sistema metrico decimale, una numerazione progressiva di quantità uguali che permetta le quattro operazioni, le equazioni e le estrazioni di radici. La quantità, riferendosi alla struttura economica, vi diventa qualità, poiché diventa strumento di azione in mano agli uomini che non valgono solo per il loro peso, la statura, l'energia meccanica, che possono sviluppare dai muscoli e dai nervi, ma valgono specialmente in quanto sono spirito, in quanto soffrono, comprendono, gioiscono, vogliono o negano. Insomma, la posizione del giovane Gramsci, che prende in considerazione i rapporti fra matematica e storia, e proprio per il periodo, ripeto, siamo nel 1918, probabilmente molto condizionata dall'influenza delle correnti filosofiche idealistiche italiane, in particolare da Benedetto Croce, e quindi si sente un certo spirito antipositivistico che tende appunto a negare o comunque a sottovalutare il valore del quantitativo, e quindi in questo caso della matematica come strumento specifico di quantificazione dei fenomeni, uno strumento privilegiato. E perché? Perché idealisticamente, lo stesso possiamo ritrovare anche in Croce, per esempio nella logica crociana, l'uomo è fondamentalmente spirito. Ora, se noi prescindiamo appunto da queste influenze che pure ci sono da parte della cultura idealistica italiana del tempo, però certamente Gramsci ci vuol dire qualcosa di più profondo, e cioè che il rapporto fra il quantitativo e il qualitativo, lungi dall'essere negato dal Gramsci stesso, però deve essere collocato nella giusta prospettiva. E qual è questa giusta prospettiva? E la giusta prospettiva è che certamente quantificare i fenomeni anche in campo storico oppure politico, come sostiene la Chiara Valerio, ha una sua importanza, indubbiamente. La matematica, ma anche il calcolo economico hanno un'importanza fondamentale. La statistica ha una importanza fondamentale, perché le informazioni, gli strumenti di base che ci servono anche per la programmazione politica, non possono che venire da un'attenta analisi scientifica e quindi, quando è necessario, anche matematica della realtà. Però, appunto, l'intenzione di Gramsci è proprio quella di evitare che ci si culli soltanto in una visione quantitativa delle cose, perché questa visione quantitativa delle cose verrebbe come dire, ad incidere negativamente sull'aspetto qualitativo, ma l'aspetto qualitativo, al di là del concetto di spirito che viene utilizzato da Gramsci, è l'uomo con la sua coscienza, con i suoi bisogni, con le sue aspettative, con le sue speranze, con le sue utopie. In realtà il titolo da cui ho tratto appunto quelle affermazioni di Gramsci sul rapporto fra matematica e storia si intitola proprio Utopia. E quindi tener conto di questo aspetto, tra virgolette, utopistico, no?
della condizione umana, al di là di quelli che sono gli aspetti quantitativi, è anche da un punto di vista proprio strettamente politico una caratterizzazione fondamentale del modo di pensare di Gramsci, che mette ancora una volta in luce il suo profondo umanesimo. Ecco, mi sento di dire che l'interpretazione più corretta di queste frasi, di questa impostazione, di questa riflessione gramsciana non sia tanto quella, come fa appunto Croce, di considerare la matematica, la fisica, comunque tutte le categorie utilizzate dalla scienza come pseudo concetti, ma come la premessa per poter poi elaborare un punto di vista superiore che di carattere politico ma anche antropologico, ma che comunque vede l'uomo in tutta la sua umanità emergere da un insieme di dati che possono costituire la base di un discorso, ma non il fine del discorso stesso. Quindi è importante la matematica anche per la politica. Pensiamo soltanto alla struttura delle leggi elettorali. Un conto è avere una legge elettorale proporzionale, per esempio, oppure maggioritaria, e cambia di molto anche la composizione del Parlamento, quindi certamente il calcolo matematico ha un'importanza fondamentale, semplicemente vedendolo da questo punto di vista all'interno della politica, però certamente quello che conta di più è il fine, e il fine è sempre l'uomo, non la quantità, non, come dice Gramsci, il suo peso, la sua statura o cose del genere. Quindi il vero senso del rapporto fra matematica, storia e politica è quello di far emergere nell'uomo quello che è proprio dell'uomo, cioè la sua umanità, e quindi il profondo umanesimo e storicismo, perché questa è la prospettiva gramsciana, che caratterizza e caratterizzerà anche successivamente il pensiero di Gramsci.